Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Il Napoli rimane in contatto con il procuratore dei Wolves, João Gomes, ma diverse squadre sono interessate al brasiliano e non è l'unico, e non so se abbia già un contratto firmato. Il Napoli, quindi, mantiene un dialogo aperto con i rappresentanti del giocatore, ma la concorrenza è agguerrita e, al momento, non c'è un accordo definitivo o un contratto chiuso per l'ex giocatore del Flamengo, classe 2001. Nel frattempo, si stanno monitorando anche altri nomi per la prossima sessione di calciomercato. João Gomes, 25 anni, è considerato uno dei centrocampisti più promettenti della Premier League. Acquistato dai Wolves nel gennaio 2023 per circa 18 milioni di euro, insieme al Flamengo, il brasiliano si è affermato come titolare indiscusso grazie alla sua intensità, al recupero palla, alla forza fisica e alla buona tecnica. Il suo contratto con il club inglese è stato recentemente rinnovato fino al 2030, con opzione di rinnovo, senza una clausola rescissoria nota, il che rende qualsiasi trattativa potenzialmente complessa e costosa. Cos'è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che João Gomes sia un bel nome per il Napoli? O no? Lascia un tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!